ragazzi, ieri dopo l'eclissi solare che purtroppo non è stata visibile in Italia, bensì è stata vista nella Nuova Zelanda, in Cile, in Argentina, ecco che tra pochi giorni anche in Italia avremo la luna di sangue, in effetti, come la chiamano. Quindi avremo un'eclisse lunare che farà vedere la nostra luna di quel colore rosso che noi chiamiamo sangue, quindi ecco perché la chiamano la famosa luna di sangue. Ieri era il 2 luglio ed è stata una bellissima eclissi, diciamo, solare, però vista dall'altra parte della Terra. Invece stavolta questa eclissi lunare sarà visibile il 16 di luglio. Diciamo che dobbiamo guardare verso le 22 in cielo per guardare questo fenomeno, anche se non sarà totale, però sarà parziale. Quindi l'eclissi sarà parziale, di conseguenza non sarà visto tutta la luna oscurata, però una buona parte del disco lunare, e diciamo che la fine dell'eclissi si terminerà il 17 di luglio verso le 2:20 del mattino, quindi poco, diciamo un'ora dopo il 17 in effetti. L'eclissi lunare si verifica solo quando la luna è in fase di pienilunio e si verifica solo quando il sole, la terra e la luna sono perfettamente allineati. Si possono perciò avere tanti tipi di eclissi di luna a seconda che la luna entri totalmente o parzialmente nel cono d'ombra. Quindi mi raccomando, il 16 tutti quanti con lo sguardo all'insù, incomincerà come ho detto intorno alle 22, il massimo dell'eclissi si avrà verso le 23:30 per poi terminare verso le 2:20 del 17, quindi questa è l'ora. Quindi ragazzi, mi raccomando, tutti con un cellulare, qualche telescopio, qualche cannocchiale, così si potrà vedere certamente un po' migliore. Vi auguro una buona giornata e quindi non dimenticate, il 16 di luglio ci sarà questa eclissi lunare di sangue. Ciao a tutti ragazzi e ci risentiamo.